Per quanto riguarda la scuola, la struttura è abbastanza nota, 2 anni di corso, così suddivisi, una prima parte chiamata percorso base, che occupa i mesi di ottobre e novembre, e una seconda parte fatta di approfondimenti tematici che ciclicamente si alternano in un anno A e in un anno B. L'anno A approfondiamo i temi relativi a istituzioni e politica, economia e lavoro e comunicazione. L'anno B, democrazia e partecipazione, società e famiglia, salvaguardia del creato. Questo siamo nell'anno A, ma i nostri corsisti sviluppano nel corso di 2 anni tutti i temi proposti. Nell'introduzione, nelle poche righe di introduzione che voi trovate sul volantino di quest'anno, si dice che si ribatte che è un'esperienza impegnativa questa della scuola. 2 anni sono lunghi, da ottobre ad aprile i corsisti hanno veramente un impegno non indifferente, tenendo presente che molti vengono anche da punti lontani della diocesi e quindi si sobbarcano un viaggio proprio per venire e per tornare. E tuttavia questo è un modello sul quale noi insistiamo, perché mai come l'esperienza di questi mesi ci mostra e ci conferma che la politica non si improvvisa. L'azione politica, l'impegno sociale, ma lo stesso esercizio del diritto-dovere di cittadinanza non si improvvisa. E non esiste buona volontà, non esiste volontà di rinnovamento, non esiste nulla che possa supplire alla mancanza di una formazione. Quindi la scuola, che raccoglie persone di buona volontà, che sentono il desiderio e di approfondire il loro percorso di cittadinanza e eventualmente di maturare un'esperienza, una conoscenza più sviluppata per impegnarsi a livello amministrativo o a livello politico, la scuola tuttavia, e vedremo in che modo, ha anche l'ambizione di rafforzare proprio lo stesso concetto di cittadinanza, di dare gli strumenti per essere cittadini, per i motivi che diceva Don Marco, ma anche per quello altrettanto evidente che comunque nel bene e nel male, in misura più o meno grande, una classe dirigente è sempre l'espressione di una società. E una società che non ha un sentimento vivo e forte della cittadinanza è colpevole e responsabile della classe dirigente che esprime, così come la classe dirigente che non ha e non sente come impegno primario quello di formare sempre più i cittadini al loro diritto-dovere di cittadinanza, è una classe dirigente che pecca, che fallisce, anche qualora attuasse delle riforme o prendesse dei provvedimenti opportuni.